Buonasera dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo. Presidente Zaia aiuterà il sistema sanitario calabrese. Vi aiuteremo noi, dice il governatore del Veneto, per riorganizzare la chirurgia. L'accordo avrà la durata di 18 mesi. È proseguita per tutta la notte la protesta degli idonei inseriti nelle graduatorie. Si tratta di OSS, infermieri e biologi che da ieri presidiano il cortile antistante della cittadella regionale. Ha destato forte commozione la morte dei 3 vigili del fuoco avvenuta la notte tra lunedì e martedì nell'Alessandrino. Anche Cosenza ha reso omaggio alle vittime. Costringevano i clienti a sottoscrivere polizze assicurative prospettate come garanzia necessaria e indispensabile per ottenere finanziamenti richiesti alla banca. 7 le persone indagate. Un'azienda operante nel settore dei trasporti con sede nel Cosentino avrebbe occultato al fisco 2,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza esegue il sequestro di 600.000 euro per equivalente. Catanzaro accede agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C, battuto il Monopoli da Cineteca, la rete di Giannone da calcio d'angolo. Ancora buonasera dalla redazione TG10. Dunque la sanità in primo piano fa già discutere l'accordo con la Regione Veneto per riorganizzare la chirurgia in Calabria. Per qualcuno è un commissariamento del commissariamento e naturalmente ci saranno ancora polemiche. Durerà 18 mesi, vediamo di cosa si tratta. Il Veneto aiuterà la Calabria per la riorganizzazione delle attività chirurgiche. La notizia è di oggi. L'accordo approvato dalla Giunta Veneta come sottoscrittori il Ministero della Salute, la Regione Veneto scelta dallo stesso Ministero e l'azienda ospedaliera di Padova, che nella pratica dovrà risollevare le sorti dell'attività chirurgica per quello che in gergo si chiama setting assistenziale e complessità di cura del sistema sanitario calabrese in piano di rientro. Chi dal Veneto arriverà in Calabria per lavorare riceverà un rimborso spese documentate fino a un massimo di 200.000 euro. I tempi saranno celeri, si parte subito e l'efficienza del nord-est impone risultati entro 18 mesi, prorogabili di altri 6. Il presidente Luca Zaia parla di solidarietà concreta tra regioni. Abbiamo sempre detto, ha commentato, che le nostre buone pratiche sono a disposizione del Paese e delle regioni che necessitano di aiuto. L'impegno, ha concluso, è quello di fare il meglio per il futuro della sanità della regione Calabria, per i cittadini calabresi. Il Veneto si difende poi dall'accusa di lucrare sui viaggi della speranza, affermando di ricevere solo i rimborsi previsti dalla legge. Vedremo se dopo questo anno e mezzo di tutoraggio, con i bravi manager che arriveranno dall'azienda ospedaliera di Padova, riusciremo a diminuire il numero di pazienti che si rivolgono agli ospedali veneti per le cure. Vi dicevo delle polemiche, subito ne è scoppiata una da parte di Sapia, che del Movimento 5 Stelle, deputato del Movimento 5 Stelle, che dice: se perfino il Ministro della Salute deve prestarsi a questi giochini di palazzo a vantaggio di regioni governate dalla Lega, e se la Calabria deve restare terra di conquista per speculare sull'emigrazione sanitaria, io non ci sto e faccio scoppiare il finimondo. Sapia dice: presenterò un'interpellanza urgente sull'incomprensibile accordo di programma tra il Ministero della Salute, la Regione Veneto e l'azienda ospedaliera di Padova per la riorganizzazione dell'attività chirurgica in Calabria. Restiamo nell'ambito della sanità, affrontiamo ancora una volta il tema, l'argomento, la questione degli idonei che sono iscritti nelle graduatorie, che attendono, sono OSS, infermieri e biologi, aspettano una assunzione visto la vacanza di posti, ma niente, per loro continua la protesta, è andata avanti tutta la notte davanti alla cittadella regionale. Non si ferma la protesta degli idonei della sanità calabrese, circa 500 tra infermieri, OSS e biologi già inseriti nelle graduatorie delle aziende ospedaliere della regione dopo aver superato il concorso. Il presidio davanti alla cittadella regionale è andato avanti per tutta la notte. Sono arrivati da tutta la Calabria per chiedere lo scorrimento delle graduatorie. Ad inasprire gli animi l'intesa saltata all'ultimo giro tra il commissario Cotticelli, i sindacati e il Dipartimento regionale alla salute. Cos'è accaduto? Beh, a quanto pare, dopo un confronto serrato tra le parti, al momento di perfezionare l'intesa, hanno denunciato le organizzazioni sindacali, i rappresentanti del Dipartimento regionale si sarebbero allontanati per partecipare ad una riunione sulla rotazione dei dirigenti della regione e così niente accordo sul personale, l'intesa è saltata. Abbiamo ricevuto una bozza di questo accordo che avevano fatto con i sindacati, ovviamente si parla dei punti salienti che sono la tenuta in servizio dei precari fino al 31
31/12/2019, lo scorrimento, lo sblocco dei concorsi per le figure mancanti, ovviamente figure che non sono ancora, non ci sono graduatorie, e lo scorrimento dove ci sono, lo scorrimento immediato delle graduatorie. Tutto rinviato dunque, ma loro non mollano. Hanno incontrato il commissario Cotticelli, ma ancora nessuna risposta concreta. Siamo qua e aspetteremo qua fino a quando non avremo delle risposte certe e scritte. Non sono più disposti ad aspettare, il sit-in andrà avanti e se non arriveranno risposte concrete faremo un esposto alla Procura della Repubblica. E ancora per la sanità, l'intervento di Carmelo Barbagallo, segretario della UIL, verte anche sulla sanità, fra gli argomenti che ha toccato durante una riunione a Feroleto. Il precariato tela di Penelope per i sindacati alle prese con avvertenze e tensioni dei precari della sanità, nodo difficile da sciogliere che non poteva non essere affrontato questa mattina alla Mezzia Terme dal segretario generale della UIL Barbagallo. C'è un problema che riguarda tutto il pubblico impiego, a partire dalla sanità, dove si scontano che se mancano i medici è inutile fare intervenire l'esercito attraverso i sanitari dell'esercito, perché se continua così, se non si recuperano i turnover, avremo bisogno dell'ONU che intervenga nel nostro paese, la smettessero. Bisogna sanare tutti gli squilibri che sono stati fatti col precariato che si è creato nella pubblica amministrazione, scuola, sanità e quant'altro, e rimettere in moto i servizi che sono essenziali per il paese. L'incontro congiunto di CGIL, CISL e UIL in vista della manifestazione unitaria dei pensionati prevista al Circo Massimo a Roma il 16 novembre, dove saranno portate le emergenze calabresi. Abbiamo voluto fortemente la manifestazione in Calabria per dare un segnale preciso. La Calabria è una delle regioni più povere del nostro paese, ma ancora non si muovono, nonostante ci sono le elezioni, nei programmi e nelle attività che devono fare i governi non c'è ancora traccia di mettere le risorse per fare le infrastrutture che sono necessarie a una regione così arretrata, che non ha l'alta velocità. L'alta velocità si è fermata a Salerno, Cristo si è fermata a Debole, siamo nella stessa zona. E adesso per la pagina politica ascoltiamo un'intervista al presidente della provincia Franco Iacucci, provincia di Cosenza, che parla di una possibile propria candidatura per le prossime elezioni regionali e fa riferimento anche al ruolo di Mario Oliverio. Sentiamo. Presidente Iacucci, si va verso le regionali, sì. Ci sono molte indiscrezioni che riguardano una sua possibile candidatura alla presidenza. Quanto c'è di vero? No, di vero c'è poco. Chiaramente il Partito Democratico sta lavorando sia in riferimento alle alleanze, sia in riferimento alla candidatura a presidente di questa regione. Io sono convinto che noi abbiamo bisogno del presidente Oliverio, però per costruire una coalizione unitaria che dia anche un segno di rinnovamento e guardi in prospettiva al futuro. Lui può svolgere un grande ruolo. Io sono convinto che noi dobbiamo lavorare per recuperare un percorso comune e unitario. E adesso parliamo invece della morte dei 3 vigili del fuoco che è avvenuta nell'Alessandrino. Uno di loro era di origini di Reggio Calabria, è stata molta commozione in tutta Italia e anche a Cosenza è stato reso omaggio alle vittime. I lampeggianti accesi ma le sirene spente in segno di lutto sono entrati così con le loro auto all'interno della caserma del comando provinciale di Cosenza su Viale della Repubblica i corpi di carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno voluto omaggiare così il sacrificio di Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, i 3 vigili del fuoco che hanno perso la vita nell'esplosione che ha distrutto una cascina in provincia di Alessandria. I 3 corpi di forze dell'ordine Bruzzi hanno onorato la memoria dei caduti con una corona di fiori che hanno poi deposto nel piazzale del comando provinciale.
Una tragedia che ci tocca da vicino, visto che una delle vittime è un ragazzo di 30 anni di Reggio Calabria, entrato da poco nel corpo dei Vigili del Fuoco e assegnato al comando provinciale di Alessandria, che aveva deciso di intraprendere il mestiere del padre Angelo, caporeparto in servizio nel comando provinciale di Reggio Calabria. Uomini schierati in attesa del saluto davanti ai mezzi che vengono utilizzati per far fronte alle emergenze, e proprio durante una di quelle chiamate di allarme che purtroppo 3 vite si sono spezzate così presto e l'Italia intera piange per la morte di 3 giovani eroi dei nostri giorni. Costringevano i clienti a sottoscrivere delle false polizze assicurative per ottenere un mutuo. 7 le persone indagate a Reggio Calabria. La Procura di Reggio Calabria ha chiuso le indagini preliminari relative alla operazione denominata Chiro, con la quale il comando provinciale della Guardia di Finanza aveva indagato 7 bancari in servizio all'interno di un ufficio finanziario definito Small Business, piccoli affari, incardinato nella sede di Reggio Calabria di un noto istituto di credito nazionale. Gravissime le accuse: usura bancaria, truffa ed estorsione. I 7, il direttore dello Small Business e 6 dipendenti, avrebbero costituito un'associazione per delinquere con lo scopo di costringere piccole imprese a sottoscrivere polizze assicurative e richiedere finanziamenti, ottenendo così cospicue somme come gratifica per il lavoro di intermediazione a seguito dei contratti stipulati. Gli indagati, secondo l'accusa dei pubblici ministeri e degli investigatori delle Fiamme Gialle, convocavano i titolari di piccole imprese che avevano posizioni debitorie e prospettavano loro scenari drammatici per le sorti delle aziende, sorti che potevano essere evitate con il ricorso a nuovi e ingenti finanziamenti, per ottenere i quali veniva indicata come passaggio obbligatorio per legge facoltativo la sottoscrizione di polizze assicurative. Gli imprenditori, ai quali veniva comunicata la possibilità che i conti correnti potessero essere messi in sofferenza con l'effetto di segnalare la posizione alla centrale rischi della Banca d'Italia, a quel punto, in totale buona fede, accettavano l'idea. Scoperto il gioco, forse qualcuno ha avuto dei dubbi, è stata aperta un'inchiesta che oggi arriva ad un primo punto fermo. Gli indagati avranno 20 giorni di tempo dal giorno in cui è stato notificato loro l'avviso di chiusura indagine per presentare memorie difensive. Poi sarà di nuovo la Procura ad agire chiedendo il rinvio a giudizio o meno dei 7 bancari. Accordo fra la provincia di Cosenza e il Demanio per la consegna di un immobile per creare e costruire una nuova caserma della Guardia di Finanza a Paola. Eccola la firma che sancisce l'alleanza tra istituzioni per garantire legalità sul territorio e il documento con il quale la provincia di Cosenza di fatto ha donato un immobile. Si tratta di una scuola alla Guardia di Finanza di Paola. Obiettivo, è stato spiegato nel corso di un incontro con i giornalisti, è rafforzare presidi di legalità sul territorio. Sarà l'Agenzia del Demanio, l'ente pubblico che gestisce il patrimonio dello Stato, immobili che in Calabria valgono 1 miliardo di euro, ad avviare le procedure. Il bando già nella prossima settimana per la progettazione dei locali, investimento da 1,5 milioni di euro. In quanto tempo la nuova caserma sarà pronta? Abbiamo stimato, considerando i tempi tecnici di normativa per effettuare la pubblicazione, quindi l'assegnazione attraverso bandi pubblici dei servizi di ingegneria e successivamente per le attività di realizzazione delle opere, circa 30 mesi. Abbiamo tutte le coperture economiche e quindi noi siamo sicuri che riusciremo a garantire questi tempi. Uffici idonei in attesa dell'evoluzione da tenenza a gruppo, dunque con più presenza di personale, di finanzieri nella città del Tirreno. Dal gruppo di Paola dipendono la compagnia di Paola, la tenenza di Amantea, la tenenza di Cetraro e la tenenza di Scalea, quindi un territorio molto vasto nel quale operiamo con i nostri presidi sul territorio, e quindi insomma è un presidio molto importante. Tra l'altro in prospettiva futura a breve verrà insomma una nuova acquisizione, riguarderà anche la tenenza di Scalea, dove sono in corso un dialogo anche qui tra amministrazione dello Stato per una nuova struttura alloggiativa della nostra caserma. Rinvio a giudizio per i 142 indagati nella vicenda che riguarda le assunzioni di precari all'ASP di Cosenza.
Inizierà il 16 aprile 2020 davanti ai giudici del Tribunale di Cosenza il maxi processo a carico di 142 indagati fra manager, medici, dirigenti, personale sanitario e sindacalisti, rinviati a giudizio per la vicenda che riguarda i falsi precari dell'ASP di Cosenza. Fra loro figurerebbero anche gli ex direttori generali dell'azienda sanitaria provinciale Raffaele Mauro e Gianfranco Scarpelli e l'ex direttore sanitario Luigi Palumbo, oltre al funzionario regionale Pasquale Giuseppe Capicotto e al collega in servizio al Dipartimento Lavoro Vincenzo Caserta. Nel registro degli indagati anche il dirigente dell'ASP Cosentina Antonio Perri e il sindacalista di Cetraro Franco Mazza. Tutti si professano estranei alle accuse mosse. Secondo l'indagine condotta dai finanzieri e coordinata dalla Procura di Cosenza diretta da Mario Spagnuolo, l'ipotesi è che siano stati avvantaggiati i 133 falsi precari, procurando loro un ingiusto vantaggio patrimoniale perché le assunzioni sarebbero state illegittime. Insomma, avrebbero lavorato 1 anno e mezzo nelle corsie dei presidi sanitari della provincia senza alcuna retribuzione. L'inchiesta vede coinvolti, oltre agli ex componenti della direzione generale dell'azienda, a sindacalisti e funzionari della Regione Calabria, anche tutti i precari che, sfruttando l'opportunità offerta da quella legge, avevano avuto un rapporto di lavoro determinato con l'ASP. Un'azienda operante nel settore dei trasporti con sede nel Cosentino avrebbe occultato al fisco 2,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro per equivalente da 600.000 euro. Avrebbe nascosto all'erario ricavi per oltre 2,5 milioni di euro. Nei guai un imprenditore dell'Interland Cosentino, legale rappresentante di una ditta di trasporti, al quale i finanzieri di Cosenza hanno sequestrato beni per oltre 600.000 euro. I sigilli sono stati apposti a saldi attivi, fondi comuni di investimento, polizze assicurative. Il sequestro è stato esteso anche alla restante parte del patrimonio dell'imprenditore, costituito da un appartamento a rende e da quote societarie. Le indagini coordinate dalla Procura di Cosenza sono state avviate dopo una verifica fiscale nei confronti della società, individuata attraverso l'incrocio dei dati bancari e gli elementi informativi acquisiti nel corso delle attività di controllo economico del territorio. È stato così che le Fiamme Gialle hanno scoperto che il contribuente per alcune annualità aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali. Nel periodo di imposti in esame però risultavano emesse fatture di vendita per diversi milioni di euro. Durante le ispezioni finanziarie hanno trovato la sola documentazione contabile riguardante i costi sostenuti dalla società e nel corso del controllo l'imprenditore avrebbe omesso di fornire le fatture attestanti i ricavi conseguiti. Adesso il legale rappresentante della società è stato denunciato per omessa e infedele dichiarazione e occultamento delle scritture contabili. Nei suoi confronti è scattato anche l'interdizione per 1 anno dall'esercizio dell'attività imprenditoriale. Adesso i nostri 100 secondi, vediamo. Viaggiava in auto con più di 60 grammi di cocaina purissima e 1.500 euro in banconote di piccolo taglio. Un uomo di 49 anni incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Cassano allo Ionio con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari, dopo aver fermato l'auto che procedeva a forte velocità, hanno proceduto ad una perquisizione veicolare che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente. La droga era contenuta in 2 involucri termosigillati all'interno delle tasche dei pantaloni, dove i militari hanno trovato poi il denaro contante. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ci sono finti turisti dopo essere sbarcati col gruppo di 50 persone giunto ieri con una barca a vela a Ferruzzano, nella Locride. I carabinieri della compagnia di Bianco hanno però capito subito la messa in scena, basata anche sul fatto che i 2 si esprimevano in inglese, sia pur stentato, e li hanno arrestati con l'accusa di possesso di documenti di identità falsi. Protagonisti della vicenda 2 iraniani di 37 e 20 anni e dopo essere stati individuati dai carabinieri mentre procedevano a piedi lungo la statale 106 Ionica insieme al gruppo di migranti, fra cui 3 donne e 15 bambini, hanno esibito ai militari un permesso di soggiorno finlandese e una carta d'identità lussemburghese, documenti risultati falsi.
I carabinieri della Compagnia di Reggio hanno denunciato in 3 distinte attività 4 persone per abusi edilizi. Nella prima occasione hanno scoperto alcuni lavori abusivi su una superficie di 120 metri quadri in un edificio in ristrutturazione. Il secondo caso ha riguardato la zona di Gallina, dove i carabinieri hanno individuato al 4° piano di uno stabile la realizzazione di un intero piano in assenza di autorizzazioni. Malgrado il sequestro, il proprietario ha proseguito con i lavori e per questo si è visto contestare un nuovo sequestro e la violazione dei sigilli. C'è un'altra notizia di cronaca, c'è un corpo senza vita che è stato ritrovato nella baraccopoli di San Ferdinando, meglio in un agrometo nelle campagne di Rosarno. L'uomo, il corpo è di un migrante di nazionalità ivoriana, Usman Keita, di 22 anni, bracciante agricolo, che è domiciliato appunto nella baraccopoli di San Ferdinando. Keita aveva conficcato tra collo e testa un paio di forbici del tipo usato per tagliare i rami delle clementine. Si valuta l'ipotesi dell'omicidio, ma non si esclude anche l'incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro sotto le direttive della Procura della Repubblica di Palmi. Non si esclude comunque questa morte accidentale, si esclude appunto causa di incidente sul lavoro. E adesso vediamo lo sport con un gol davvero straordinario, quello che ha segnato Giannone, si dice anche aiutato dal vento, ma visto che il gol è stato segnato a Catanzaro e che è servito anche per superare il turno della Coppa Italia, quindi dai 16esimi agli ottavi di finale, a Catanzaro tutti, e non solo, avranno pensato ai gol di Massimo Palanca. Fischnaller e Giannone decidono la sfida tra Catanzaro e Monopoli, valevole per i 16esimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Biancoverdi rimaneggiati con mister Scienza, che ha dovuto fare a meno anche di Salvemini. Primo tempo scialbo con poche occasioni da rete, dopo un brivido iniziale per il Catanzaro con un tiro di Jefferson alto sopra la traversa, la conclusione di Di Livio bloccata da Menegatti. Nel finale da segnalare l'incursione solitaria di Rota dalla destra, chiuso il momento del tiro da Di Gennaro. Nella ripresa il Catanzaro passa in vantaggio dopo 4 minuti, tiro dalla distanza di Di Livio che colpisce in pieno la traversa, sul pallone arriva Fischnaller che insacca in rete. La formazione biancoverde non riesce a impensierire Di Gennaro, mister Scienza inserisce Nanni al posto di Cuppone, ma a trovare il gol è nuovamente il Catanzaro con Giannone direttamente da calcio d'angolo, un gol alla Palanca. Nel finale il Monopoli cerca di trovare il gol inserendo anche i giovani Mariano e Nina, ma il Catanzaro amministra bene senza correre rischi. Con il successo sui pugliesi il Catanzaro conquista il passaggio agli ottavi. E adesso è il momento del meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. Condizioni del tempo di nuovo in peggioramento per l'arrivo di una perturbazione atlantica e atteso anche un deciso calo delle temperature dalla giornata di giovedì, che si porteranno nei valori medi del periodo. Domani spiccate condizioni di instabilità ovunque con rovesci sparsi, specie sulla fascia tirrenica. Temperature in diminuzione. Passiamo a mari e venti. Domani mosso o molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio eccetto il Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.